siamo qui a Udine nell'occasione dello svolgimento delle EduCamp. È un camp city estivo dove i bambini provano diverse attività sportive e possono provare a cimentarsi con sport con caratteristiche diverse, ma con sempre intenti molto educativi. E qui si dimostra che lo sport è veramente uno strumento per migliorare le persone, lo stare insieme, il giocare, l'essere all'aria aperta e anche in palestra con molta disponibilità all'apprendimento e anche allo stare insieme tra ragazzini. Non si fa solo questo, si mangia insieme, si studia insieme, si scoprono possibilità e anche amicizie e relazioni che rimarranno anche durante l'anno in tutta l'attività sportiva che si svolge sul territorio. È un progetto nazionale, ma ogni realtà territoriale ha la capacità e la volontà di svilupparlo a seconda delle proprie risorse territoriali e quindi di mettere a disposizione tutte quelle sinergie che ci possono essere sul territorio per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo di far muovere i bambini con gioia e amicizia. Allo Stadio Rocco i bambini hanno potuto provare e sperimentare, come previsto dal progetto nazionale, tutta una serie di attività, tra cui l'atletica leggera, il nuoto, l'orienteering, poi abbiamo fatto gli scacchi, la danza e il flag football. Per quest'anno ci siamo limitati a queste discipline, ma il prossimo anno, secondo il gradimento dei bambini, ne aggiungeremo delle altre. La prima settimana abbiamo avuto circa 40 bambini, nella seconda settimana siamo arrivati a 65. I bambini stanno qua tutto il giorno, sono impegnati con noi dalle 7:30 del mattino fino alle 5 del pomeriggio, hanno il pranzo, una serie di attività sportive e una serie di attività ricreative. È importante anche l'aspetto dell'alimentazione, curiamo molto l'aspetto dell'alimentazione e soprattutto tutti i giochi e tutti i nostri istruttori collaboratori sono insegnanti di educazione fisica, sono persone brevettate dalle varie federazioni e hanno questo impegno che è proprio il contesto del CONI di far apprendere in maniera educativa le varie discipline. I bambini sono molto contenti, abbiamo fatto anche dei test di gradimento, i genitori ci hanno chiesto la prossima settimana di farlo per 5 settimane, quindi grazie alle federazioni che mi hanno aiutato, perché altrimenti questo progetto non era possibile, grazie ai miei educatori e al CONI che ci permette di fare questi progetti, perché senza intervento del CONI non si riesce a fare. Grazie anche ai bambini che ho qua tutti attorno, che non so se sentite e vedete, ma sono molto felici. Grazie a voi, buona giornata. Ok, qui l'EduCamp di San Giorgio di Nogaro si è svolto su 2 settimane, una prima settimana in cui c'erano 51 bambini e una seconda, questa che si conclude oggi, che invece ha visto 39 partecipanti. Il gruppo degli istruttori, tutti qualificati, ovviamente laureati in scienze motorie, è stato di 4 la prima settimana, di 3 la seconda, ovviamente con me, direttore tecnico, quindi aggiuntivo a queste persone in entrambe le settimane. L'attività è stata ovviamente multisportiva, così come previsto da quelli che sono i principi dell'EduCamp. Le attività che abbiamo svolto sono canoa, calcio, canottaggio, bici, abbiamo fatto basket, pallamano, è venuto un istruttore di capoeira anche 2 volte a settimana per far provare questa attività ai ragazzi, quindi assolutamente attività varia, ludica, ovviamente impostata sotto questa forma. Abbiamo fatto anche dei laboratori multimediali, laboratori di educazione alimentare e sul riciclo, quindi è venuto anche un medico a parlare ai ragazzi anche sulla corretta alimentazione. Abbiamo fatto un incontro proprio ieri qui presso il campo Colavin di San Giorgio di Nogaro. È stato ottimo anche perché hanno visto che i ragazzi hanno svolto diverse attività durante la giornata, che comunque erano coinvolti. Abbiamo cercato di responsabilizzarli anche portandoli al centro canoa qui di San Giorgio in bicicletta, quindi in forma autonoma, e quello che possiamo dire è che sicuramente loro erano contenti, così come anche i genitori, ci fa molto piacere. Questa è la seconda settimana del nostro EduCamp. La prima abbiamo avuto il numero massimo di 50 bambini, questa settimana un po' meno, 39.
E in questi giorni abbiamo svolto vari sport, tra cui il solito calcio, oggi avevamo bici, pallamano, vari giochi liberi e poi avevamo giornate che si alternavano di nuoto, canoa e canottaggio. I ragazzi, a parte il calcio, ma quelli dove si divertivano di più era un po' canoa ovviamente perché era una cosa nuova, però del resto si è visto abbastanza entusiasmo. In più è venuto ieri, appunto, è venuto un istruttore di capoeira e lì ci ha sorpreso addirittura noi perché tutti i bambini dai più piccoli ai più grandi erano veramente entusiasti, partecipavano, praticamente non si stufavano mai. I ragazzini sono abbastanza stanchi, non vedono l'ora di tornare la mattina dopo, però soprattutto i genitori ci ringraziano continuamente perché riescono ad addormentarsi già alle 7, 6, 7, 8 di sera, che non è mai successo in vita loro, e fare finalmente la nottata libera.